Il silenzio, la linea comune adottata da tutti e quattro i terroristi della cellula jihadista sgominata a Venezia. Oggi come ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere anche gli altri due kosovari in carcere a Treviso. Così mattinata in tribunale Fezing Bekai, 24 anni, è stato interrogato su rogatoria dal GIP Angelo Mascolo, il magistrato finito negli ultimi giorni al centro delle polemiche dopo aver detto di volersi armare. E così anche a Mestre al Tribunale dei Minori per e così anche a Mestre, al Tribunale dei Minori, il più giovane del gruppo, il 17enne, il più facinoroso che scriveva «Con Venezia guadagni subito il paradiso». Nessuno dei due ha dunque giustificato le intercettazioni ambientali che li hanno incastrati, nessuno ha voluto fornire dichiarazioni spontanee. L'unica cosa detta dal 24enne davanti al giudice di Treviso è stata la conferma di essere arrivato in Italia da quasi 7 anni e di mantenersi con l'attività di pizzaiolo. Nient'altro. E se al minorenne è stato convalidato il fermo, per il 24enne ora il fascicolo torna come istruttoria al giudice di Venezia, titolare dell'inchiesta il pubblico ministero Francesca Crupi, che da anni si occupa di terrorismo. Nel frattempo è stata avviata, e si dovrebbe concludere nelle prossime ore con il via libera definitivo da Roma, la procedura di espulsione di 3 dei 4 indagati, che secondo la procura avrebbero frequentato il quartier generale di San Marco, avendo però un ruolo minore, non in prima linea. Infine i magistrati hanno disposto gli accertamenti tecnici sui computer e sui cellulari trovati nei due appartamenti veneziani dove abitavano i 3 kosovari arrestati e il minore fermato. Gli specialisti di polizia e carabinieri dovranno analizzare le schede di memoria e gli hard disk dei dispositivi.